al via la 51esima edizione della Mostra dei Vini dei Colli Euganei. Finalmente questo appuntamento si ripresenta. Sì, è un appuntamento importantissimo, è un appuntamento che si tiene in questa bellissima cornice storico-artistica di Villa Pollini a Luvigliano, uno dei borghi storici dei Colli, grazie alla collaborazione dell'Associazione San Martino, del Consorzio Vinidoc dei Colli, della Strada del Vino e del Biodistretto dei Colli Euganei. Come tutti sapete, il vino è il prodotto di punta, il nostro prodotto enogastronomico di punta. È un prodotto che parte da lontano, stiamo parlando della coltivazione della vite nei Colli Euganei, risale al VII secolo a.C. La coltivazione della vite e l'esperienza e la passione dei nostri viticoltori hanno permesso di ottenere un prodotto di altissima qualità, che è arrivato anche a riconoscimenti nazionali e internazionali. La settimana prossima sarà la Fiera Cavalli a Verona, proprio per promuovere, tra le altre cose, anche le nostre eccellenze, tra cui il nostro vino. Quindi gli operatori economici hanno investito molto e sono riusciti a dare al turista che capita in questo scorso di paradiso terrestre che è Colli Euganei prodotti di altissima qualità. La parola chiave sarà ora quella di dare continuità, di continuare con la valorizzazione del territorio e con la promozione delle nostre eccellenze, nel segno proprio della distintività dei vini euganei, che però dovrà tenere conto anche di una cosa, del legame tra i nostri prodotti e l'ambiente che ne rappresentano l'unicum.